Benvenuti allora a questa nuova puntata, nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura che è davvero propedeutica, possiamo dire così, alla puntata che si terrà giovedì e in cui noi presenteremo come Veneto Agricoltura i dati previsionali, ecco, della vendemmia 2020. Oggi con Renzo Micheletto, va detto, io sono Mimmo Vita, Renzo Micheletto. Chi segue soprattutto questa vicenda delle previsioni vendemmiali è proprio Renzo, lo fa da tanti anni. L'edizione 2020, quella di domani, sarà la numero 46, vero Confermo, la Ma 46esima edizione. Ma non sono 46 edizioni, no. No, ne ho fatte qualcuna in meno. Ecco, allora, non siamo più ragazzini, però dai. Allora, dicevo, però è molto particolare questa edizione per tanti motivi. Innanzitutto, perché vedete, io in mano la mascherina, noi ce la teniamo, adesso dobbiamo parlare, quindi facciamo un po' fatica con le mascherine in questo momento, però quest'anno le previsioni vendemmiali, ma tutta la vendemmia ha, come dire, sopra questo grande cappello, alle volte anche preoccupante, anzi sicuramente preoccupante, del Covid. Allora, già una domanda la faccio a Terenzo: secondo te il Covid come in qualche maniera orienterà o creerà problemi alla vendemmia 2020? Buongiorno a tutti innanzitutto. I problemi sono legati per il reperimento delle persone che dovranno poi entrare in campo e partecipare alla vendemmia. Abbiamo fatto una puntata di una pillola di Radio Veneto Agricoltura, abbiamo ascoltato Coldiretti che ci ha raccontato come poi il mondo dell'agricoltura si sta organizzando anche per avere la manodopera, perché ci sono dei problemi appunto come dire, le restrizioni per Covid vanno mantenute e quindi bisogna avere tutte le garanzie per poter entrare in sicurezza in vigneto. Quindi il vitivinicolo è in fermento perché quando si entra per fare la vendemmia ci devono essere, come posso dire, le strutture, le attrezzature, le mani, sempre meno devo dire, c'è la vendemmia meccanica da molte parti, ecco, le mani per poter fare ovviamente questo lavoro. La macchina comunque sta partendo. La macchina sta partendo, ecco. Allora dobbiamo dire un'altra cosa. Veneto Agricoltura, ripeto, tradizionalmente propone le previsioni vendemmiali. In questi anni le previsioni vendemmiali hanno avuto date particolari. Normalmente, storicamente, era il 1° settembre la data in cui si proponeva questo evento, poi piano piano ci sono state evoluzioni, siamo arrivati quest'anno al 6 agosto, perché? Allora sì, giustamente come dicevi, per tanti anni la data del 1° settembre era la data, quella dell'incontro sulle previsioni della vendemmia, perché la vendemmia iniziava sempre a settembre. Poi cambiamenti climatici o altre ragioni, insomma, ci sono state delle annate così altalenanti, alcune anticipate, addirittura molto anticipate, e poi alcune altre a ridosso di Ferragosto, subito dopo Ferragosto, intendo dire per l'avvio della vendemmia. Quest'anno sarà proprio così. Quest'anno era stato annunciato un anticipo della vendemmia, invece poi c'è stato un ritardo di 5 giorni, 7 giorni, fatto sta che insomma con le precoci, con le uve precoci, si inizierà proprio attorno al 20 di settembre, vale a dire con i Pinot e i Chardonnay per le basi spumanti. Per cui inizio vendemmia 20 settembre e poi via via si entrerà nel mese di settembre per i vitigni principali. Ecco, allora abbiamo detto questo, è importante, quindi sì, c'è un anticipo di vendemmia, però meno di quel che si pensasse, e comunque possiamo dire che anche questa manifestazione, questo evento segnala che i cambiamenti climatici esistono, perché, ripeto, 15 anni fa, 20 anni fa era, come posso dire, di regola il 1° settembre, è impensabile un anticipo. Adesso invece devo dire, se noi guardiamo il nostro storico, prima di Ferragosto l'abbiamo fatto più di una volta, 4, 5, 6 volte, quindi ormai questo si sta consolidando, questa cosa. Domani ci saranno i dati definitivi, domani sapremo sia appunto le valutazioni quantitative sia quelle qualitative. Ecco, sul qualitativo sappiate che c'è sempre una grossa discussione, difficilmente sbagliamo quelle quantitative. Gli atti esatti li abbiamo domani, però cosa possiamo dire su questo? Allora possiamo dire innanzitutto la cosa principale è che l'incontro, come hai anticipato, si svolgerà sulla piattaforma Zoom,
e quindi online, e le iscrizioni per partecipare a questo incontro entro le 20 di questa sera vanno fatte all'indirizzo che trovate in sovraimpressione in questo momento, che è sulla piattaforma Eventbrite. Lì ci si registra. Basta un click e domani mattina alle 10 fino alle 12 ci sarà l'incontro che solitamente si teneva qui a Legnaro, e invece sarà online. Va detto, prima di entrare un po', va detto che i dati previsionali riguarderanno non solo il Veneto e il Nord-Est, ma le principali regioni viticole italiane, a partire dal Piemonte, la Lombardia, l'Emilia-Romagna, la Toscana, la Puglia e la Sicilia. E poi anche la Francia e la Spagna. In questo modo noi avremo domani un quadro previsionale, quali quantitativo, della vendemmia nei 3 principali paesi dell'Unione Europea: Italia, Spagna e Francia. Allora, dobbiamo chiudere. Sì. Dico solo una cosa perché non l'hai detto tu. Allora, sulla quantità, questo possiamo già dire qualcosa, del resto l'avevamo già anticipato. Le quantità non saranno ovviamente quelle dell'anno scorso. L'anno scorso è stata una vendemmia eccezionale dal punto di vista quantitativo, e ci sono degli andamenti, come posso dire, storici, per cui normalmente è una vendemmia molto abbondante, poi di solito si succede una meno abbondante, ma non è che sarà scarsa, anzi sarà comunque una bella vendemmia. Sì, ti ricordo però che non è un male che non sia scarsa, proprio perché al 31 di luglio nelle cantine italiane c'erano 42 milioni di ettolitri di vino, quindi il vino che arriverà tra poco potrebbe quindi creare dei problemi. Perché il Covid ovviamente sta lasciando il suo segno, e quindi in qualche maniera certamente come posso dire, orienterà anche alcune scelte. Ce ne sono di alcune tecniche interessanti, ma ve ne parleremo più avanti. Allora chiudiamo. Appuntamento domani alle ore 10 sulla piattaforma Zoom con le previsioni vendemmiali 2020 in Italia, Francia e Spagna. E la regia adesso vi ripropone ancora l'indirizzo di Eventbrite su cui potrete iscrivervi. Grazie, e allora Renzo Micheletto e Mimmo Vita vi salutano. L'appuntamento è domani appunto con Radio Veneto Horticoltura e con le previsioni vendemmiali 2020.